Questo programma vi è offerto da Banca Ter, la banca del territorio. Buonasera, ben ritrovati con Friuli Doc, la 24esima edizione. Siamo in diretta da Piazzetta del Leonello per presentarvi al meglio questa kermesse che riunisce le eccellenze del territorio. Alle 17:30 l'inaugurazione che ha visto davvero il pieno in Piazza Libertà Udine, tantissime persone, anche perché naturalmente c'erano le frecce tricolori. Ma ne parliamo con il sindaco Pietro Fontanini, tante emozioni grazie al sorvolo delle frecce tricolori per questa inaugurazione che ha fatto il pieno. Tantissima gente, io veramente sono rimasto colpito da questa presenza. Oggi, stasera è giovedì, quindi è una giornata ancora di lavoro, quindi non è vigilia del weekend, però la gente è veramente numerosissima, anche adesso ci sono code lunghissime davanti agli stand dove la gente vuole consumare i nostri prodotti. Veramente è una partecipazione incredibile, io sono contento perché significa che abbiamo interpretato bene la volontà e poi anche i gusti della gente che ama questa festa, perché trova e troverà senz'altro grandi prodotti di qualità della terra friulana. E quindi una vetrina per tutta la regione questa edizione di Friuli Doc, è la sua prima edizione da sindaco. Cosa ha voluto portare di suo? Ma ha portato due novità. La prima, far partecipare a questa festa tutta via Aquileia. Via Aquileia è una via molto lunga e lì ci sono moltissime proloco che hanno aperto i loro stand e quindi offrono i prodotti della tradizione friulana. E poi aver richiamato gli austriaci. C'è proprio in fondo a via Aquileia il padiglione della Stiria che propongono la Wiener Schnitzel, c'è una coda lunghissima di persone che vogliono assaggiare questo piatto tipico che tra l'altro si dice sia nato in Friuli, sia nato a Strassoldo, quando il maresciallo Radetzky sposò una friulana e durante il pranzo delle nozze venne un temporale e per accelerare il pranzo produssero insomma questa Wiener Schnitzel, questa bistecca impannata insomma, che è ancora è amata da moltissime persone. Noi partiamo da questa Piazzetta del Leonello perché alle nostre spalle c'è lo stand di Telefriuli, noi saremo presenti come media partner fino a domenica qui a Friuli Doc e ci fa davvero molto piacere, è il secondo anno che siamo presenti a Friuli Doc. Quali sono le aspettative del sindaco Fontanini per questa nuova edizione? Innanzitutto che la gente si diverta, che possa passare qui da noi delle ore felici con tutte le famiglie, con i bambini, perché abbiamo anche fatto degli sforzi importanti per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo messo molte persone a tutelare la serenità insomma, della gente, perché purtroppo il terrorismo, queste cose, non possiamo stare sempre sereni, però ripeto, Udine ha fatto degli sforzi importanti per dare sicurezza alla gente. E poi il tempo ci aiuta perché le previsioni sono buone e quindi io penso che in questi 4 giorni la gente avrà la possibilità di assaggiare tante specialità a prezzi modici, perché anche questa è un'altra caratteristica dei Friuli Doc, non esagerare per quanto riguarda i prezzi delle pietanze, quindi un'economia anche per le famiglie perché non guasta mai in questi tempi che sono ancora purtroppo di crisi economica. Ritorniamo all'inaugurazione perché abbiamo le immagini, quindi chiedo al regista Tommaso Ravo di riproporle perché abbiamo visto anche la presenza importante di alcuni testimoni, Antonia Klugman, Mara Navarria e Matteo Restivo, la chef naturalmente protagonista di Masterchef e poi 2 campioni sportivi, un bel mix. Un bel mix, soprattutto la Navarria che è un orgoglio per noi, vince la medaglia d'oro, quindi essere campione del mondo è un orgoglio per i friulani, insomma, abbiamo voluto omaggiarlo oggi qui con tantissima gente che l'ha applaudita, questa atleta della nostra terra che ha avuto questo gran risultato, insieme anche a Restivo, un altro ragazzo importante che sta raggiungendo ottimi livelli anche lui sportivi. E poi questa Klugman che è una triestina che lavora in Friuli e che ha preparato dei piatti anche della terra friulana, insomma tipici della nostra qualità. Chiudiamo la polemica legata alla cantante Anna Oxa, ci sarà domenica? Ci sarà una polemica secondo me creata non so da chi,
abbiamo chiarito tutto con Anna Oxa, lei ci sarà domenica, canterà qui in Piazza Libertà e penso che molta gente venga ad applaudirla e ad ascoltarla. Sindaco, le faccio la stessa domanda che ho fatto prima all'inaugurazione al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Qual è il suo piatto preferito? Qual è il piatto che lei ritiene più legato alla nostra regione? Ma penso i calzons, perché fa parte della tradizione carnica, però è amato anche da noi friulani della Bassa, è un tipico piatto antico di questa terra e fa un successo insomma, per gli appassionati. Io sono un amante dei calzons. Sindaco, la ringrazio e le auguro buon Friuli Doc. Grazie anche a voi, grazie di questa opportunità che fate vedere questa festa e io spero anche attraverso le immagini di Telefriuli di far venire ancora gente a questa festa perché penso che dia soddisfazione a chi partecipa qui a Udine a questa grande si dice kermesse, insomma, a queste grandi sagre di Gilles Barfurlan dove si mangia bene e si beve anche bene, senza esagerare. Grazie Sindaco, ora sentiamo l'intervista realizzata durante l'inaugurazione al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, così scopriamo direttamente da lui il suo piatto preferito. Vengono queste iniziative, questi eventi in tutta la regione per promuovere il nostro territorio? Io sono favorevolissimo soprattutto e credo fortemente nella promozione dell'enogastronomia. Non a caso la scelta che ha fatto la Giunta di portare all'interno di Promoturismo FVG anche la promozione enogastronomica è una scelta strategica, perché pensiamo che sia una delle colonne portanti della promozione turistica della nostra regione, non qualcosa che sta a lato o qualcosa di diverso. Noi dobbiamo fare una promozione integrata e penso che dobbiamo farla partendo dall'enogastronomia perché è quello che abbiamo di eccellente e quindi sfruttiamolo. Il governatore della nostra regione, qual è il piatto per eccellenza che rappresenta appunto il Friuli Venezia Giulia? No, devo dire quello che preferisco e devo dire da triestino il mio piatto preferito è il frico. Io non mangio pesce e tutti mi dicono che io mangerei solo frico, infatti anch'io compro il frico quando non riesco ad averlo preparato sul momento e mangerei solo frico perché sono veramente amante di formaggi e patate, quindi per me. Lo troveremo qualche stand qui a Friuli Doc, Presidente? Sicuramente sì, nei prossimi giorni. Grazie. A voi. Ritorniamo in diretta da Piazzetta del Lionello Udine, Friuli Doc, questa 24esima edizione. Abbiamo sentito nell'intervista Massimiliano Fedriga nel corso appunto dell'inaugurazione di oggi in Piazza Libertà alle 17:30, ma adesso mi ha raggiunto un altro presidente, Walter Pezzarini, presidente l'Umpli Friuli Venezia Giulia. Parliamo di Proloco, di quanto sia importante anche per voi, le Proloco della regione, essere presenti qui alla Kermesse. Sì, credo che le Proloco siano una componente importante di questa manifestazione che, come dicevi giustamente tu, arriva alla 24esima edizione. Le Proloco sono state sempre presenti, sono quelle associazioni che promuovono i prodotti tipici del territorio, che promuovono i nostri territori e credo che un valore aggiunto sia anche questo per questa grande manifestazione che richiama tantissimi turisti proprio perché sappiamo fare squadra, sappiamo fare sinergia anche con le altre realtà presenti su tutte le piazze. Quante Proloco sono presenti qui a Friuli Doc? Oltre una ventina. Abbiamo il castello di Udine che è gestito dal consorzio delle Proloco del Collinare, poi posso dire che in ogni piazza c'è almeno una o due Proloco, quindi c'è le Proloco della Carnia in piazza del Duomo, altre realtà sono in piazza Venerio, in piazza 20 settembre, le new entry sono in via Aquileia, quindi diciamo 20-25 Proloco che presentano i prodotti del territorio. Posso dire che la vetrina che noi facciamo in primavera a Villa Manin di Sapori Proloco è stata una scuola anche per Friuli Doc, per fare sistema, per promuovere la qualità, per fare soprattutto accoglienza. Questa è una cosa molto importante e credo che i turisti che arriveranno qui a Udine torneranno raccontando quello che hanno visto ma soprattutto quello che hanno degustato e credo che questo sia il miglior biglietto da visita per tornare il prossimo anno e portare altre persone. Quindi la risposta è positiva, anche guardando le precedenti edizioni le Proloco hanno avuto un buon riscontro? Direi di sì, anche perché quest'anno il numero delle Proloco è aumentato, quindi vuol dire che hanno capito che bisogna puntare sulla qualità e fare sistema, vendere, fra virgolette, i nostri territori, quelli che gli altri non possono copiarci. I nostri prodotti, i prodotti tipici del nostro territorio vengono prodotti solo qui. Quando la gente arriva dall'Austria, dalla Slovenia o da altre regioni, i prossimi giorni arriveranno delegazioni
milioni di Proloco da altre regioni, dal Trentino, dal Veneto, dall'Emilia, a vedere questa manifestazione, ma soprattutto a degustare i prodotti del territorio, che trovano solo qui. Come dicevo, questo è il miglior biglietto da visita. Bene, poi naturalmente c'è Villa Manin per assaporare i prodotti delle altre Proloco che magari non troviamo qui a Udine, ed è una bella occasione anche quella naturalmente. Direi proprio di sì, perché arriviamo da una stagione molto importante, è stata un'estate molto positiva, perché i numeri che abbiamo raccolto ci dicono che la presenza dei nostri eventi su tutto il territorio sono aumentati di una buona percentuale, e questo significa che c'è stato fatto un salto di qualità, e questo credo che sia una cosa molto positiva, è un investimento per il futuro. Allora, Presidente Pezzarini, io prima ho chiesto al Presidente Fedriga il suo piatto preferito o quello che lui ritiene più rappresentativo della regione, e mi ha risposto il fricco. Il sindaco Fontanini mi ha detto charsons. Pezzarini cosa dice? Io dico il fricco perché io sono appassionato del fricco, che è un prodotto unico del nostro territorio, quindi credo che questo sia il miglior piatto per chi viene da fuori, tant'è che, come dicevo un attimo fa, la delegazione del Trentino mi ha posto come condizione: veniamo solo se c'è il fricco. Quindi dico che il fricco coniugato, fricco mollo, fricco un po' friabile, sia il miglior piatto per promuovere il nostro territorio. Quindi siamo 2-1, sta vincendo il fricco in questo momento. Direi di sì, direi proprio di sì. Grazie mille a Walter Pezzarini, noi ci ritroveremo perché partiremo ad ottobre con il quiz del protagonista, dove le protagoniste saranno le Proloco, lo sapevo, e quindi ritorneremo in campo anche noi. Sì, questa è una grande collaborazione che noi abbiamo con Telefriuli, anzi grazie a Telefriuli siamo pronti a ripartire con una nuova edizione di Lo Sapevo. Le Proloco sono già che si preparano, e quindi sarà una grande sfida fra le Proloco. Grazie. Grazie al Presidente, pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Piazza Leonello, ma ci sposteremo anche in Piazza San Giacomo e chiuderemo da Via Mercato Vecchio. A tra poco. Ciao. Ciao. Di nuovo in diretta Friuli Doc, questa 24esima edizione che è iniziata alla grande. Abbiamo visto prima le immagini dell'inaugurazione, davvero tantissima gente è arrivata qui a Udine e continua ad arrivare, perché naturalmente per questi 4 giorni Udine è capitale dell'enogastronomia, delle eccellenze della nostra regione. Luca Tropine, presidente di CNA Udine, perché anche l'artigianato è protagonista di questa kermesse. Buonasera. Buonasera, intanto porto i saluti e i ringraziamenti per la presenza da parte di tutta la CNA FVG, perché la nostra organizzazione ha sede territoriale. Niente, sicuramente come ha detto lei, l'artigianato viene riscoperto, abbiamo delle postazioni in via Stringer, quindi c'è una riscoperta. Negli ultimi anni era stata trascurata la presenza degli artigiani della piccola e media impresa a favore del ristoro e della somministrazione. E da domani saranno presenti dei laboratori, del workshop tutta la giornata, alcune aziende nostre iscritte saranno presenti con i loro lavori e sicuramente saranno soddisfatte della presenza, perché da quello che ho capito ci sarà un vasto pubblico, un flusso di persone notevole. Ecco. Quindi l'obiettivo è valorizzare l'artigianato e riportare anche i mestieri in piazza. Guardi, io da udinese ho praticamente vissuto tutte le edizioni di Friuli Doc, dalla prima a metà degli anni 90 fino ad oggi. Ho visto anche i cambiamenti. Negli ultimi anni, come dicevo prima, c'è stata una prevalenza della ristorazione a scapito dell'artigianato, dei lavori tipici. Quest'anno noi segnaliamo un positivo trend, una controtendenza che porta di nuovo protagonista anche l'artigianato e la piccola impresa nelle manifatture, quelle che possono essere, diciamo, declinabili sul territorio. Ecco. Quindi facendo un po' il punto, il bilancio del comparto è positivo? Sì, assolutamente. Siamo molto soddisfatti. Io chiaramente da uomo di organizzazione posso dire una cosa: noi come associazione di categoria della piccola e media impresa artigianato tuteliamo al massimo livello i nostri iscritti, facciamo in modo che si frequentino e si organizzano, perché l'unione fa la forza. Ecco, e dal punto di vista occupazionale i giovani riescono a trovare sbocchi? Oggi la ricerca del posto fisso a tempo indeterminato sta diventando sempre più un miraggio, e le aziende, le start-up o aziende i cui titolari
soci sono persone giovani, quindi giovani partite IVA, sono in grandissima espansione. È necessario, non si può fare diversamente. Io ringrazio Luca Tropina, presidente di CNA Udine, buon Friuli Doc. A voi vi ringrazio per la testimonianza, buona serata, arrivederci. Grazie a Luca Tropina, andiamo a vedere un contributo filmato e vediamo i testimoni, andiamo a presentare i testimoni di questa 24esima edizione, Antonia Klugman, Mara Navarri e Matteo Restivo. Ma io ho risposto con estremo entusiasmo alla chiamata del comune, perché io abito qua dietro, vengo a Friuli Doc ogni anno e ho memoria di quando ero bambino, ormai ci vengo con gli amici di una vita, i compagni delle elementari, quindi poter rappresentare o comunque ricevere una targa durante una manifestazione per me così anche sentimentalmente sentita è qualcosa di importante, una soddisfazione. Ma innanzitutto anch'io sono onorata di essere nella mia città natale, Udine, insieme a, diciamo, dall'altra parte del palco per la prima volta, per me è un onore. Anch'io sono sempre stata a Friuli Doc con i miei amici, con la mia famiglia, dove porterò anche mio figlio, in quanto io sono anche mamma atleta, nella piscina del mais, seguendo le indicazioni di Matteo. No, a parte gli scherzi è veramente un onore essere qui, anch'io ho fatto di tutto per esserci e sono proprio orgogliosa di essere in questo momento friulana. Friuli Doc è valorizzazione di un territorio complesso che dobbiamo raccontare. Parte del mio lavoro e del lavoro dei produttori, qualunque ingrediente sia, è il racconto. E dobbiamo costringere i turisti a venire nel nostro territorio a conoscere questa complessità. Puntiamo non tanto su una quantità da esportare a tutti i costi, ma sulla qualità che costringe il turista a cercarci. Il piatto friulano per eccellenza. Diciamo che la fermentazione delle verdure è incredibile, perché ogni luogo del mondo ha trovato in questo un metodo di conservazione e di valorizzazione, anche di ingredienti poverissimi. Credo che dovremmo essere orgogliosi della rapa della Brovada, perché mette insieme il concetto di stagionalità, il concetto di vita in campagna, è un'idea di campagna giusta, in cui si deve fare il meno possibile e lasciare le vinacce vive. Ed ora in diretta da Friuli Doc parliamo anche delle opportunità che possono avere le aziende del settore agroalimentare e anche naturalmente parliamo della collaborazione dell'Università di Udine a Friuli Doc assieme alla professoressa Cristina Niccoli. Appunto, lanciamo innanzitutto AgriFood, che è un convegno che si terrà proprio domani. Sì, si terrà domani ed è una delle tante occasioni in cui l'università collabora con la città, con il suo territorio e devo dire che Friuli Doc si colloca perfettamente in questo contesto. Questa è un'iniziativa importante in cui si parlerà di un bando promosso dalla conferenza dei rettori a livello nazionale e, diciamo, è un bando che mira a favorire l'inserimento di dottori di ricerca, quindi persone altamente qualificate nelle imprese e il primo bando, quello di cui si parlerà domani, riguarda proprio l'inserimento di questi giovani nel settore agroalimentare, quindi nel settore di punta dell'economia italiana fondamentalmente. Quindi dare un'opportunità ai giovani. Dare un'opportunità ai giovani, questa è una dei tanti modi attraverso i quali l'università a livello nazionale crea delle occasioni di collaborazione con le imprese. Lo fa attraverso la promozione dei giovani, dei nostri giovani laureati, triennali, magistrali, ma soprattutto di queste figure che sono i dottori di ricerca che ancora in Italia stentano ad essere conosciuti dalle imprese, anche perché ragioniamo di piccoli numeri, e che hanno un'elevata qualificazione e che sono, come dire, persone chiave che possono essere inserite in progetti di innovazione e di sviluppo, quindi progetti altamente sfidanti in tutte le tipologie di imprese. In questo periodo ci sono diversi giovani che si avvicinano al settore agroalimentare. Ma devo dire che da questo punto di vista l'Università di Udine conta sempre un numero estremamente elevato di iscritti. Noi abbiamo diversi corsi di laurea triennali e magistrali che spaziano dalla produzione primaria fondamentalmente, quindi fino alle scienze e tecnologie alimentari, quindi come dire, a Udine dall'85 grosso modo c'è un dipartimento che svolge a tutto campo ricerca spaziando dal settore primario fino alla trasformazione e conservazione degli alimenti e quindi occupandosi di problematiche di sicurezza alimentare, di qualità alimentare, quindi in tutta la filiera fondamentalmente.
Per presentare la tavola rotonda, questo evento AgriFood, dove si terrà e a che ora? Per chi fosse interessato anche a partecipare. Si terrà nelle aule dell'università a Palazzo Florio, credo, non ricordo esattamente, quindi su questa cosa sono totalmente impreparata. Ci sarò, ci sarà all'università, ci sarà il punto impresa, che è quella struttura creata di recente dall'università per creare, come dire, un portale d'accesso facile per le aziende che vogliono collaborare con l'università. Ci sarà il parco agroalimentare, ci saranno i componenti docenti del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, quindi il dipartimento dove in qualche modo si fa ricerca su questo settore. Quali sono le vostre aspettative? Ma le aspettative sono quello di, innanzitutto credo veramente di favorire l'ingresso di questi giovani nel mondo delle imprese, perché sono giovani che noi formiamo, sono giovani che fanno 3 anni di attività di ricerca e studio dopo la laurea magistrale, sono pochi perché entrano attraverso un concorso, in questi giorni si stanno espletando i concorsi per entrare il prossimo anno nel corso di dottorato, quindi c'è sicuramente queste aspettative di fare in modo che queste figure vengano apprezzate, vengano inserite all'interno delle aziende e siano apprezzate. Ma credo che, come dicevo prima, è uno dei tanti modi attraverso i quali le imprese possono anche capire quanto, in che misura l'università può essere utile per fare ricerca e collaborare per progetti di ricerca e innovazione. Bene. E Friuli Doc è il modo migliore per avvicinare. È lo scenario perfetto, assolutamente, per questo settore, sì, assolutamente. Io la ringrazio per questo collegamento in diretta, la lascio a Friuli Doc. Lei di solito viene qui a Friuli Doc? Assolutamente sì, io sono udinese, quindi conosco perfettamente il Friuli Doc. Buon Friuli Doc, buona serata. Buonasera. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo tutto il tempo per spostarci verso Piazza San Giacomo. Avremo altri ospiti, cercheremo di farvi vedere qualche piatto in diretta, qualche show cooking. Il tempo di spostarci in Piazza San Giacomo, andiamo alla pubblicità. A tra poco. Di nuovo assieme in diretta a Friuli Doc, stiamo vedendo in diretta l'esibizione del gruppo folcloristico Olzocar di Sappada. Un omaggio naturalmente a Sappada, che fa parte da quest'anno alla nostra regione Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo raggiunto Piazza San Giacomo per presentarvi altri ospiti. Allora, non poteva mancare la mia amica Annalisa Sandri del blog Manca il Sale qui a Friuli Doc, e tu sei sempre presente. Ah, non me lo perdo. 24 anni di presenza. Sul serio 24? Ne ho 25. Ne ho 25, però diciamo che li ho fatti quasi tutti, ne ho pochissimi che mancano. Allora, io ho iniziato prima un giochetto perché ho chiesto al presidente della regione Fedriga qual è il suo piatto preferito e quello che lui ritiene, quello che rappresenta meglio la regione. E lui mi ha detto il frico. E il sindaco Fontanini mi ha detto i charsons. Tu che cosa mi dici? A me rimane Bruà de Musette, ma per par condicio, anche perché obiettivamente la nostra regione ha dei prodotti fantastici, ha dei piatti tipici eccezionali, e ritengo che comunque quelli nominati, sia il frico che i charsons, sono altamente rappresentativi. Peraltro anche la Bruà de Musette, legato alla tradizione contadina, è un piatto che ha il suo perché e che comunque ci porta vicini al Friuli, ci porta vicini alle nostre tradizioni contadine, a queste cose qua. Ed è un piatto che a me piace molto e che tra un po' andremo a mangiare. Tu conosci bene Massimo Percotto, delegato di Udine dell'Accademia Italiana della Cucina. Tu come lo presenteresti? Beh, allora innanzitutto Massimo Percotto è un caro amico, è un grandissimo conoscitore della cucina e delle tradizioni culinarie friulane principalmente e poi italiane, e soprattutto è il delegato dell'Accademia Italiana della Cucina della sezione di Udine.
Che presentazione, buonasera. Meravigliosa, buonasera. Allora, noi lanciamo 2 iniziative importanti, ci sarà una conferenza domani, ma anche presenterà un libro con la collaborazione della Società Filologica Friulana. Certo, quest'anno abbiamo agito proprio in partnership con la Società Filologica Friulana e abbiamo messo in campo una serie di iniziative. Domani ci sarà, in occasione del ritorno dei nostri cugini austriaci, una conferenza sull'influenza della cucina d'Oltralpe su quella friulana. Diciamo che è una cosa abbastanza particolare conoscere quali sono state storicamente, diciamo, i contributi alla nostra cucina da parte della tradizione austro-ungarica gastronomica. Ecco, poi avremo la presentazione di un libro di ricette ritrovate dai figli della scrittrice Gina Marpillero tra i suoi appunti. Si riferisce a 2 generazioni di donne che hanno messo da parte un sacco di ricette acquisite durante le loro peregrinazioni ed è stato un libro commentato dall'Accademia Italiana della Cucina, edito dalla Società Filologica Friulana. È già stato presentato ad Arta Terme, città di origine della Gina Marpillero, in giugno di quest'anno. Adesso ripeteremo la presentazione a Udine. Quali sono le vostre aspettative? Diciamo che ho visto che Friuli Doc si sta evolvendo sempre più in positivo. Quest'anno ho visto che ci sono parecchi incontri culturali, anche finalmente, non solamente conviviali e gastronomici. Vorrei che si evolvesse culturalmente ancora di più. Ci sono dei prodotti nuovi che vengono presentati come la pezzata rossa friulana, la verza, la pitina, su cui anche noi faremo un incontro sabato. Che è un prodotto che ha appena ottenuto il marchio IGP, poco conosciuto sia in provincia di Pordenone che in provincia di Udine tantomeno, e quindi vale la pena di divulgarlo attraverso questa bella manifestazione. Sono tanti i prodotti, i piatti tipici della nostra regione, ma secondo lei qual è il più rappresentativo? Se dobbiamo parlare del più conosciuto sarà il fricco, senz'altro, tutte le sue varianti, però ci sono dei prodotti di qualità molto superiore che vale la pena di far conoscere anche agli stessi friulani che alle volte li conoscono poco. Io vedo che soprattutto i giovani si fermano sempre sul fricco, sul prosciutto e sono un po' restii ad andare a indagare su altri prodotti. Invece è bene stimolare la loro curiosità per capire qual è l'enorme varietà di prodotti che noi abbiamo qui in regione. Qui lei a Friuli Doc che cosa mangerà? Questa sera mi sono dedicato agli austriaci. Insieme ad Annalisa abbiamo mangiato un'ottima Wiener Schnitzel e penso che domani andrò a assaggiare la pezzata rossa e le patate di Godia. Perfetto, non chiedo a te cosa mangerai nei prossimi giorni, anche perché sei a dieta. No, a parte questo. Come è cambiato Friuli Doc negli anni secondo te? Ma allora guarda, diciamo che pur rimanendo fedele a se stesso e quindi rimanendo questa sorta di sagra di Udine, di questa festa, no? Un po' paesana però in città, noto che ogni anno ci sono state delle introduzioni di nuovi prodotti, nuove pro loco, con dei piatti particolari che derivano da quel posto piuttosto che da quella località, eccetera, e questo ha arricchito il Friuli Doc. Tieni conto che ci sono comunque da 24 anni dei capisaldi che fanno sì, come ad esempio gli amici carnici, eccetera, che la rendono unica e tipica questa festa, però si è sempre man mano arricchita e migliorata. E io apprezzo molto, ne parlavo prima con Massimo, il fatto che ci siano i gruppi folcloristici che ballano nelle piazze, che secondo me è una cosa bellissima, vero? Ma anche tu sarai presente con la Terie Friulane? Io sarò presente con la Terie Friulane, c'è già lo stand all'angolo di via Cavour e ci sarò per chi vuole giocare con me sabato pomeriggio, domenica mattina ci sarete anche voi e domenica pomeriggio presenterò il coro Voci in Volo e premierò i vincitori di un contest fotografico indetto dalla Terie Friulane e poi chiederò alle persone che passano se sono dei buoni friulani e quanto bene conoscono la Marilenghe. Bene, vedremo, ci divertiremo con te, lo scopriremo anche su Telefriuli. Io ringrazio Annalisa Sandri
del blog Michael Sale, seguitela su Facebook, in tutti i social. Seguitemi, grazie. Grazie a Massimo Percotto, piacere di averla conosciuta, delegato di Udine dell'Accademia Italiana della Cucina. Grazie. Grazie, arrivederci, al prossimo anno. Seguiamo il live del gruppo folcloristico di Sappada. Chiedo in diretta al nostro Fabio Di Bernardo di andare un po' a vedere il live dei danzerini di Sappada. Di nuovo assieme, speciale Friuli Doc, 24esima edizione. Ci siamo spostati in via Mercato Vecchio, siamo precisamente di fronte allo stand dell'Arlef. Poi naturalmente parleremo anche con il direttore dell'Arlef, William Cisilino, che ci raggiungerà. Ma parliamo ancora di artigianato con Gianluca Gortani, che è il direttore del Confartigianato Imprese Udine. Tanto coinvolgimento quest'anno nell'artigianato, cioè ritorna l'artigianato nella Kermesse con diverse iniziative. Sì, l'artigianato c'è sempre stato, alcune novità di quest'anno riguardano questa abbinata di Confartigianato e CNA che assieme con il sostegno della Regione, la collaborazione del Comune, il sostegno del CATA, propongono qualcosa di tradizionale e gli stand di esposizione e vendita in via Vittorio Veneto come ogni anno, che sono una piccola punta dell'artigianato friulano, ma anche due novità, un Artigian Tour e un Artigian Lab. L'Artigian Lab è uno spazio in via Stringer concesso dal Comune in cui abbiamo pensato di organizzare a rotazione dei veri e propri workshop, dei laboratori di artigianato in cui si può partecipare per costruire con le proprie mani sotto la guida degli artigiani qualche semplice prodotto artigianale, dal tessile all'alimentare passando per la rilegatura, ecco uno spaccato di mestieri artigianali da provare in prima persona. E quindi per avvicinare i giovani.
i giovani e anche i meno giovani, perché c'è voglia di artigianato, c'è voglia di capire meglio quali sono le tecniche di produzione, i materiali, e soprattutto c'è voglia di ascoltare gli artigiani raccontare il proprio mestiere, sia un mestiere tradizionale che un mestiere più creativo e più moderno. Quali sono i mestieri da riscoprire che magari i bambini ancora non conoscono? Ma Dio, tanti, però veramente spaziano dalla ceramica, alla lavorazione del legno, la tessitura, il ricamo, non ci sono spazi che non siano occupati da un mestiere artigiano. Io la ringrazio, volevo chiederle anche le aspettative dopo questi eventi qui a Friuli Doc, quelle che appunto voi ritenete possano arrivare. Ma l'aspettativa è di incoraggiare sempre di più gli artigiani ad avere il coraggio, la forza, con il nostro sostegno, di proporsi anche come attrazione turistica, perché Udine e il Friuli sono delle terre meravigliose da scoprire in tutta Italia e all'estero, e l'artigianato è sicuramente una chiave di attrazione, perché venire a scoprire le botteghe, i mestieri, ripeto, sia quelli più tradizionali che quelli più innovativi, è sicuramente un plus per un turista che viene e vuole passare qui da qualche giorno a un periodo anche più lungo. Sa che noi in settimana abbiamo intervistato un barbiere qui a Udine, che è uno dei più anziani, no? della nostra regione, e dice, ai nostri microfoni ha detto: io vorrei lavorare fino a 100 anni, insomma un bello auspicio per lui, ma soprattutto un bel messaggio ai giovani che magari alcuni non hanno voglia di lavorare. Sì, ci sono tantissimi artigiani che anche dopo la pensione continuano a lavorare, qualcuno perché magari è costretto per motivi economici, ma il più delle volte perché c'è questa passione irrefrenabile di continuare a creare con le proprie mani e soddisfare il cliente, perché è un amore, una passione che mettono e che i giovani probabilmente sottovalutano, anche se stanno cominciando a scoprire la ricchezza di questi mestieri, la soddisfazione non solo economica che danno. Ma queste iniziative secondo lei stimolano i giovani? Ma tutto può aiutare, diciamo, Friuli Doc è una vetrina con tante cose, tanti contenuti, e proprio per questo abbiamo lanciato quest'anno l'Artisan Lab, per dare un messaggio che accanto all'enogastronomia metta in contatto diretto giovani e meno giovani con l'artigianato, e sicuramente può aiutare, ma il lavoro che stiamo facendo come associazione è un lavoro continuo, in collaborazione poi con gli enti locali, con Promoturismo FVG, con tutti i soggetti che possono e devono contribuire a una filiera turistica attrattiva e a dare nuove prospettive all'artigianato. Io ringrazio Gianluca Gortani, direttore di Confartigianato Imprese Udine. Buon Friuli Doc! Buon Friuli Doc a tutti! Grazie. Adesso io e Fabio Di Bernardo cerchiamo di spostarci in diretta. Allora tu prosegui per via Mercato Vecchio e seguo Fabio e andiamo in diretta in viaggio verso questo Friuli Doc. Vi facciamo scoprire alcuni degli stand. Siamo nell'area bimbi, questa è lo stand numero 2 e qui avete la possibilità di portare i vostri bimbi a giocare. In questi 4 giorni di Friuli Doc, agricoltura in gioco, tutto questo naturalmente organizzato dall'ERSA. Proseguiamo per farvi vedere le diverse cose che trovate qui a Friuli Doc. Questo è lo stand dell'Associazione Gelatieri Provincia di Udine. Quindi vedete la fila per mangiare il gelato. Proseguiamo per via Mercato Vecchio, ancora un'area bimbi. Ci avviciniamo e vediamo i bimbi che giocano proprio nella loro vasca di mais splash. Questo è l'intrattenimento a Friuli Doc, anche per i più piccoli. La musica naturalmente non può mancare, diversi stand con i prodotti tipici del nostro territorio. Vediamo se Fabio Di Bernardo mi segue, ma è bravissimo e riesce a seguirmi in via Mercato Vecchio, Udine. Questi sono diversi produttori del territorio, naturalmente si va al formaggio, frutta. Queste le proposte di Friuli Doc, quindi venite da qua fino a domenica. Troverete questi stand in via Mercato Vecchio, ma non solo. Questo è l'angolo degustazioni, l'area degustazioni.
Vedete quanti giovani si avvicinano a questa prima serata di Friuli Doc. C'è anche Samira! No, va bene. Tante ragazze presenti. E ragazzi presenti. Vi ricordo che siamo in diretta, quindi Fabio mi sta seguendo perché volevo raggiungere questi stand che ho visto prima con alcune pro loco che conosco. Vediamo se Fabio mi vede. Questa è l'Enoteca, naturalmente, che non può mancare al Friuli Doc. Qui l'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, le realtà associative della regione, e qui iniziano diversi stand con diversi prodotti tipici. Come vedete la pezzata rossa italiana, che è una delle novità di quest'anno, Dibe. È piuttosto animata comunque via Mercato Vecchio questa sera per questa prima giornata di Friuli Doc. Altri prodotti del territorio, qui siamo a Caneva. Eccola qua, raggiunti in diretta. Colloredo di Montalbano non poteva mancare. Il presidente della Proloco Venuti è qui presente con una delle specialità del vostro territorio, le lumache. Sì, siamo presenti qua con le lumache. Oggi siamo qui in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Licicoltori, l'associazione più grande al mondo di chiocciole. In Friuli noi siamo i promotori di questa associazione e siamo qui a Friuli Doc appunto a proporre tutti i nostri prodotti gastronomici. Come sta andando in queste prime ore di Friuli Doc? Bene, è un bello spettacolo, c'è tanta gente, merita veramente venire. È un bello spettacolo. Bene, anche tu hai la possibilità di promuovere il tuo prodotto, ma anche il vostro territorio. Eh sì, il prodotto noi l'abbiamo legato molto al territorio, tant'è che domenica avremo degustazione fatta qui proprio negli stand dell'Ersa con il ristorante La Taverna, quindi all'1:30 tu qua a mangiare le lumache cucinate dalla taverna. E le lumache come verranno parate? È una mia curiosità, perché io domenica ci sono, vengo a vedere. Sono 3 ricette particolari, diciamo che lasciamo la sorpresa perché merita, veramente. Sono 3 ricette che non si trovano in giro facilmente, cucinate da uno chef molto in gamba, merita. Invece qui cosa troviamo? Qui troviamo allora tutta la nostra linea, abbiamo il prodotto fresco che è nel frigo, al prodotto trasformato, quindi il piatto già pronto, ideale per tutte le esigenze. Abbiamo le chiocciole al naturale che possono essere finite di cucinare secondo qualsiasi tipo di ricetta, e poi abbiamo dei piatti pronti, quindi solamente da aprire, mangiare e scaldare, quindi diciamo che soddisfiamo le esigenze di tutti i consumatori. Io non l'ho mai mangiato. E allora ti aspettiamo domenica. Grazie a Venuti, che io lo conosco perché è il presidente della Proloco di Colloredo, e naturalmente voi sarete protagonisti anche della nuova edizione di Lo Sapevo, quindi vi aspetto. Molto volentieri, grazie. Buon Friuli Doc. Grazie, buona serata. Andiamo in pubblicità, così ritorniamo nello stand dell'Arlef e andremo a presentare naturalmente tutte le attività dell'Arlef legate naturalmente a questa edizione di Friuli Doc, con alcuni ospiti, in particolare il presidente Walter Cisilino. Di nuovo insieme in diretta da Friuli Doc, questa 24esima edizione. Trasmettiamo in questo momento da via Mercato Vecchio e in particolare io mi trovo nello stand dell'Arlef con il direttore William Cisilino, perché tantissime sono le iniziative qui presenti a Friuli Doc grazie a voi. Beh, noi cerchiamo di fare il nostro, ormai è tanti anni che partecipiamo a Friuli Doc, è forse una delle manifestazioni che ci dà più soddisfazioni, perché abbiamo modo di poter riscontrare con la gente che passa di qui l'esito anche delle iniziative che facciamo. Poi in particolare quest'anno abbiamo lanciato un concorso, che c'è anche una cartolina appunto che la gente può ritirare, che è questa, si chiama Dile tu la todetule, e praticamente la gente può passare e scrivere qual è secondo lei il modo di dire friulano che gli piace di più, no? Anche quello più significativo magari per il loro paese o per la loro famiglia. In palio cosa facciamo? Premieremo i 3 migliori modi di dire, le 3 migliori frasi, e stamperemo con quelle frasi delle cartoline come queste che abbiamo già stampato con altri modi di dire, hanno avuto un successo strepitoso, ne abbiamo stampati già più di 30.000, no?
con una traduzione ovviamente dietro in tutte le lingue, anche inglese, eccetera, spagnolo, e poi chi vincerà potrà avere anche una maglietta con la scritta che ha proposto. Quindi vi invitiamo tutti a passare di qua. Se avete problemi con la lingua friulana non preoccupatevi, perché ci sono i nostri esperti qui che vi aiuteranno anche a scriverla. Ciò che conta è poter avere dei modi di dire insomma simpatici che piacciono. Poi anche la lingua friulana rende, no? Ancora di più nei vari anche barzellette, dicerie, insomma è davvero, rende la frase ancora più simpatica il friulano. Beh, c'è questo modo di dire con cui abbiamo fatto la cartolina, per esempio ognuno al bale con suo agne, no? Che è difficile anche da spiegare. Difatti abbiamo messo la traduzione letterale, ma poi alla fine abbiamo dovuto mettere anche la spiegazione di cosa significa, no? Che ognuno si arrangia da solo, però vaglielo tu a spiegare a uno che non conosce il friulano che significa così. Dopo chiaro, facciamo anche cose più serie, anzi approfitto dei vostri microfoni per ricordare che abbiamo presentato recentemente una nuova app con cui si può accedere al grande dizionario italiano-friulano, friulano-italiano che abbiamo prodotto. Sono più di 70.000 lemmi. Abbiamo messo ormai già da tempo online anche il correttore ortografico, uno se lo può scaricare dal nostro sito, quindi può scrivere in friulano e poi andare là a controllare, e stiamo lavorando già da un po' per fare in modo di rendere pubblico un prodotto che è già stato realizzato ma che dobbiamo acquisire, che è il traduttore automatico italiano-friulano. Io ho trovato geniale il modo di avvicinare i giovani, ma in particolare i bambini al friulano con i cartoni animati. Io li ho visti assieme a mio figlio e lui si è divertito tantissimo. Non conoscendo il friulano comunque riusciva a capire. Beh, i bambini sono la cosa principale. Devo dire che già da molti anni la gran parte delle risorse dell'Arle vengono dedicate a progetti che riguardano i bambini o i genitori neogenitori. La collaborazione che ormai da anni abbiamo con Telefriuli, con Mamane, con i cartoni animati, che fra l'altro proseguirà, già stiamo valutando una nuova serie di cartoni animati da doppiare in friulano, e anteprima assoluta, perché non l'ho detto a nessuno, a giorni presenteremo, e ovviamente lo faremo assieme a voi, il DVD con tutti i cartoni animati di Tui e Tuie, che è il cartone animato che va in onda su Telefriuli. Davvero una bella opportunità per i più piccoli, ma si divertono anche gli adulti, i genitori, a vedere questi cartoni animati. Sono diverse però le iniziative dell'Arlef per avvicinare sempre di più la gente al friulano, ma per soprattutto promuovere questa lingua, e l'Arlef nasce per quello. L'Arlef è proprio l'agenzia regionale, è un ente autonomo che fa parte della regione e che riceve dalla regione ovviamente i finanziamenti e le direttive per portare avanti le attività sul friulano. Facciamo, devo dire, un lavoro a 360 gradi, perché per esempio ci occupiamo anche della cartellonistica per la traduzione del bilinguismo sul bilinguismo visivo. Facciamo moltissime attività anche, come ricordavo prima, sul lessico, cioè sia sul dizionario sia su tutte le cose che stanno attorno. Ultimamente ci siamo dedicati molto alle nuove tecnologie, e dopo un'altra iniziativa che abbiamo appena lanciato, che sta avendo veramente successo, assieme alla Società Filologica Friulana all'Università di Udine, il centro di documentazione DocuScuole, cioè un centro di documentazione che ha sede presso la Filologica, in cui gli insegnanti di lingua friulana, che sono tanti perché sono, lo ricordo, 1800 per circa 30.000 bambini ogni anno, quindi è una cosa grossa da gestire. Abbiamo creato questo centro di documentazione che è non solo un archivio di tutti i materiali didattici già prodotti e di quelli che producono quotidianamente, direi, le scuole, ma anche un punto di riferimento per gli insegnanti e, importantissimo, un centro di formazione. Proprio nelle scorse settimane abbiamo realizzato una sorta di Summer University, che ormai è il secondo anno che facciamo, su a Ovaro, con gli insegnanti che vengono su lì per 2 o 3 giorni per approfondire le tematiche legate all'insegnamento della lingua. Non è la prima volta qui a Friuli Doc, quindi vuol dire che questa è un'iniziativa che fa bene anche all'Arlef essere qui presente. Certo, diciamo che forse quello che è mancato negli anni passati è stato quello di portare il friulano fra la gente, cioè è giusto fare il lavoro di accademia, il lavoro culturale, il lavoro scientifico sono imprescindibili, perché se no nessuna lingua può funzionare, però
se la lingua anche non cerca di entrare in contatto con la gente, con le sue esigenze, chiaramente può diventare un esercizio fine a se stesso che non porta da nessuna parte. Da tanti anni ormai l'Arlef è presente qui a Friuli Doc, ma devo dire a tantissime altre manifestazioni sul territorio, non solo in provincia di Udine, anche in provincia di Gorizia e Pordenone, e questo è proprio stato fatto per andare fra la gente. Difatti il motto che usiamo è l'Arlef parla int. E questo davvero funziona, guardate quanta gente sta arrivando a Friuli Doc per questa 24esima edizione. Adesso il nostro Fabio Di Bernardo sta riprendendo uno dei volontari, dei ragazzi che troverete qui allo stand dell'Arlef. Da qui fino a domenica sera sarete presenti. E quali sono le aspettative dell'Arlef? Le aspettative dell'Arlef sono di riuscire a trovare 3 bellissime frasi, come ricordavo prima, quindi partecipate, vi prego, al concorso per poter trovare 3 frasi eccezionali in friulano. Poi sarete premiati, come ricordavo, non solo con la stampa della cartolina ma anche con la stampa della maglietta, e poi per incontrare più gente possibile fargli capire l'importanza della nostra lingua. Approfitto anche dei vostri microfoni per ringraziare di cuore i tanti giovani volontari, perché va detto che la gente che sta qua a Friuli Doc per l'Arlef sono in parte ovviamente personale Arlef, ma in gran parte dei volontari che ogni anno vengono ad aiutarci perché vogliono promuovere la lingua. Sono tutti giovani, fra l'altro, quindi bravissimi, e gli faccio i complimenti da qua. Però bisogna avere fantasia per trovare il motto in friulano che funzioni, Bisogna magari farselo suggerire da qualche parente che magari è più portato per quei modi di dire lì, no? C'è chi è più portato a tirarli fuori, per esempio mia madre ne conosce tantissimi. No, io ne conosco sicuro, pur essendo direttore dell'Arlef ne conosco meno di lei. Quindi Uno possiamo chiudere con un motto in friulano del direttore dell'Arlef, o ti trovi impreparato? No, non mi trovo impreparato. Vedendo la manifestazione a cui stiamo partecipando, io direi non si lascia amico come Chians. No, direi di no. Grazie a William Cisilino, direttore, non presidente, direttore dell'Arlef. Grazie davvero per tutto ciò che fate e buon Friuli Doc. Grazie a voi e buon Friuli Doc anche a Tele Friuli. Grazie a Fabio Di Bernardo, qui con me la regia di Tommaso Ravo. Ritorneremo in diretta sabato mattina da Piazza San Giacomo. Alessandra Salvatori trasmetterà dalle 11:30, quindi un altro speciale dedicato a questa 24esima edizione di Friuli Doc. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona notte. Buon Friuli Doc a tutti. Questo programma vi è stato offerto da Banca Terra, la banca del territorio.